8 anni è già un matrimonio per Casatella Trevigiana DOP. Il formaggio fresco della marca trevigiana, in occasione delle celebrazioni dell'8° anniversario dell'ottenimento della denominazione, si è infatti sposato con un'altra eccellenza locale, l'asparago di Badoeri IGP, con una cerimonia che ha visto come testimone il Prosecco DOC. A scambiarsi il giuramento di questa speciale unione di sapori, 2 interpreti di eccezione, anch'essi trevigiani DOC. Un'emozione unica, anche perché con la Casatella Trevigiana DOP e l'asparago verde di Badoere c'è l'eccellenza trevigiana che è da medaglia d'oro, prodotti del territorio numero 1 al mondo. Non sono ancora bollito, una volta che sarò bollito, perché dopo un po' dovete farlo il asparago, no, prendete solo la punta ha questo trionfo di sapori, dopodiché io mangio anche il dietro, quindi non si butta via niente. E che devo dire di questa Casatella? Profumata, morbida, gustosa, mi viene una fame, una voglia, accatatevilla perché va a Napoli. Ad ufficiare la cerimonia nella cornice della loggia di Trecento, i sindaci di Treviso come rappresentante della Casatella e di Morgano, patria dell'asparago di Badoere. È un matrimonio che si deve fare sempre, rinnovare queste promesse di fedeltà a un disciplinare, a un territorio. Sono 2 prodotti eccezionali, 2 prodotti che dobbiamo far conoscere sempre di più, consumare sempre di più, perché raccontano le nostre tradizioni. In un periodo non felice per l'economia globale, questo tipo di manifestazioni, questo tipo di iniziative sono a favore di un'economia che comunque resta territoriale. Io sono di parte per cui l'asparago sta bene con tutto e con la Casatella in particolare, che adoro particolarmente. Un matrimonio di gusto tra il formaggio più trevigiano che c'è e l'unica varietà verde di asparago nella provincia di Treviso. Un modo per sottolineare la collaborazione tra consorzi di tutela e lanciare ancora una volta il messaggio che l'unione fa la forza del territorio. La Casatella DOP deve essere comunque tutta della provincia di Treviso, dalla stalla. L'alimentazione, appunto, i foraggi devono comunque provenire dalla provincia di Treviso. I caseifici devono essere della provincia di Treviso, proprio per garantire una filiera dei prodotti e soprattutto per cercare di valorizzare il nostro territorio. Diciamo che è un posto, non potevano scegliere un posto migliore per festeggiare questo compleanno della Casatella. Naturalmente per fare agricoltura di qualità ci vogliono agricoltori di qualità. Noi abbiamo la più alta classe di produttori agricoli che abbiamo nel territorio, pertanto con i nostri produttori, con la loro maestria e con la loro sapienza, riusciamo a produrre queste eccellenze. Credo che la provincia di Treviso sia proprio questo, tutte le tipicità che si incrociano e che danno un'immagine incredibile di quello che è il nostro territorio. Non solamente nel lattiero caseario, ma nell'ortofrutta, ma in tutto credo che Treviso emerga nel vero senso della parola, proprio per la maniera nella quale i trevigiani sono radicati alle loro produzioni.